Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione balinese in America e non solo. In questa occasione torniamo negli Stati Uniti, più precisamente a Boston, per raccontare una storia di immigrazione che inizierà per amore, ma che lo farà in una terra dove suo bisnonno era vissuto tanto tempo prima di lei. In questa occasione oggi ci racconta la sua storia di immigrazione Michela Zanini dagli Stati Uniti. Ciao Michela, come stai? Ciao, io sto molto bene, grazie. Ecco, stupendo. Michela, perché ci sta sentendo in radio AVM, Voce delle Dolomiti, non ti conosce. Perché non ci racconti qualcosa su di te? Presentati. Allora, io mi chiamo Michela Zannini, ho 50 anni, sono nata a Feltre, provincia di Belluno, ho vissuto tutta la mia infanzia a Feltre, sono cresciuta lì, sono andata a scuola lì, poi magicamente a 36 anni ho incontrato un bellunese che lavorava in America e dopo neanche un anno abbiamo deciso di sposarci e quindi ci siamo trasferiti qui negli Stati Uniti. Che Tutto lì la bello. storia arriva tutto là avanti. Non è stato facile perché io non sapevo una parola di inglese, niente, assolutamente Guarda. zero. Quindi il primo anno di fidanzamento che ci siamo trasferiti qui, io giravo col vocabolario, Uh. classico vocabolario. La mia fortuna è che il primo anno l'ho passato a Miami, Mm. quindi a Miami parlavano tutti lo spagnolo, quindi ho imparato anche lo spagnolo. Quindi ho cominciato, perché lo spagnolo, come sai tu, è molto vicino al dialetto bellunese. Ci Si sono capisce tante molto. similitudini, anche col veneziano, con tutta quella parte, sì, sì. Sì, no, infatti, e allora, quindi per me è stato più facile prima imparare lo spagnolo che l'inglese, perché ti dico, è Muy stato bien. difficilissimo. È stato difficilissimo, cioè, perché mio marito non mi aiutava, lui mi diceva tu devi imparare da sola e impara. Quindi io guardando la televisione, con i sottotitoli, mi leggevo i sottotitoli e cercavo di capire. È stato pazzesco. Per quello che dico a Ah. tutti, imparate l'inglese a scuola. Bene, ti credo. E anche penso, quando sento quella storia, no? A quanti dei nostri migranti bellunesi all'estero avranno avuto anche quella difficoltà con la lingua. E parlando un po' di origini bellunesi, perché non ci racconti un po' da dove nasce la tua storia di migrazione, al di là di quella della tua vita di sposata? So che hai un altro contatto con l'America, con gli Stati Uniti. Perché non ci racconti? Allora, io sono cresciuta con la storia del mio bisnonno, Zannini Mario Froliano, che è venuto qua in America la prima volta verso il 1902 alla scoperta dell'oro. Una volta, penso che 2/3 della gente da Sovramonte sia partita in quegli anni lì per venire da queste Mm. parti. Sono cresciuta con questo mio nonno che mi diceva sempre la storia del suo papà, cosa faceva, cosa non faceva, ma a quei tempi uno la vede come una favola, no? Quindi non si interessa. Adesso che l'ho vissuta anch'io, mi sono avvicinata a questa storia e ho scoperto tante cose, tipo che lui è partito con questo suo fratello che si chiamava Vittorio, sono venuti qui per incontrare un altro cugino che si chiamava Beniamino e sono venuti qui nella zona della California. Mm. Sono stati qui 2 anni, sai, una volta si diceva faccio 2 anni, guadagno un po' di soldi, poi torno a casa, anche quei tempi là. Quindi lui è tornato a casa, è tornato a Sovramonte e ha trovato una ragazza che era la mia bisnonna, si sono sposati. Il problema è che dopo un mese che si era sposato è ripartito un'altra volta. Quindi è ripartito un'altra volta e è stato via ancora, mi pare, 2 o 3 anni. Ha lavorato nella miniera, e dopo si è trasferito in Nevada, che c'è una cittadina nelle montagne che si chiama Manhattan, come Manhattan di New York, ma un'altra cosa. E mi pare di aver capito che in quel periodo aveva cominciato a avere una miniera sua, a creare una sua ditta, tra virgolette, no? Perché sono Wow. riuscita a trovare delle notizie che dicevano che c'erano appunto le miniere Zannini. Quindi lui, suo fratello e probabilmente qualche cugino si sono messi. Quindi lui è tornato a Sovramonte, ha fatto 3 figli
Poi è cominciato, è il periodo della prima guerra mondiale. Cosa faccio, cosa non faccio? Me ne torno in America. Lascio la moglie sul Monte e me ne torno in America. Quindi è tornato qui, è stato ancora qui. Purtroppo nell'andare e venire ha perso anche cugini, parenti, amicizie. So di questo suo famoso cugino che era lì con lui nella miniera, che ha avuto un incidente, poverino, è morto. Quindi sempre tra i vari documenti, quindi sono cose prese un po' così, no? Mm-hmm. Quindi è rimasto qua in America fino alla fine della guerra e è ritornato sul Monte verso il 1920 con l'idea di organizzare per venire in qua tutta la famiglia, almeno mi è stato raccontato così, ho detto guarda, visto che, sai, per quanto vivessero male, ma sempre loro avevano trovato, non si sapeva, no? Come era, come non era. È tornato sul Monte, ha fatto altri 2 figli, no? E ha detto aspetta che provo, torno in America, organizzo il tutto e magari faccio tornare la famiglia. Mm-hmm. Quindi verso il 1923-24 penso, è ripartito qua, è venuto in qua. Ma il problema è che qui ha cominciato a venire la crisi economica, se ben ti ricordi, no? Sì, sì. Ti hai letto. Quindi è stato qui, ha girato varie altre miniere, perché poi l'oro si trova, ma poi è calato, non si trovava più. Ha cercato di andare anche in Canada, è stato un paio d'anni in Canada, è ritornato indietro, sempre con l'idea di organizzare, di portarsi qua sta famiglia, no? Purtroppo verso il 1932, penso 33, ha cominciato ad ammalarsi, aveva la silicosi, e quindi sai che qua con gli immigrati se sei ammalato non ti tengono, quindi ha dovuto tornare in Italia, poverino, e lì dopo nel 1937 è morto. Però io sono cresciuta con questa favola, perché alla fine era una favola, andare e venire tutte quelle volte lì, essere in buona salute tutto sommato, riuscire a rimanere vivo, a creare qualcosa, a fare tutti sti figli dall'altra parte del mondo, perché anche la mia bisnonna era stata bravissima, ha fatto 6 figli da sola. Donna forte, e anche come dici tu, da sola, anche vivendo le crisi economiche, immagino la guerra mondiale proprio giusto in Europa, penso che quanto sia stato difficile. Ma tornando un po' a tuo bisnonno, no? Che, come dici tu, tutte queste andate e ritorno in quei tempi dove i viaggi erano lunghi, non c'erano questi mezzi di comunicazione che abbiamo noi dove ci possiamo guardare. Ricordi o ti hanno raccontato qualcos'altro di com'era per loro la vita lì? Com'è stato quegli Stati Uniti che aveva trovato tuo bisnonno? Anche se ci puoi raccontare un po' del clima, della geografia, delle zone in cui era andato a lavorare. Beh, guarda, io mi sono documentata su questa zona di Manhattan, Nevada. È una zona in montagna, era sopra i 2000 metri, quindi era molto freddo. Tanta gente moriva di polmonite. Ho visto tanti necrologi era freddissimo. E loro vivevano nelle baracche, proprio, o tende, mettevano proprio la tenda tipo quella degli indiani, o delle baracche, e dormivano dentro lì. Io ho visto delle foto di mio nonno davanti alla miniera e loro sono messi in posa, però per terra vedevi tutte le lattine della zuppa che mangiavano. Vedevi ancora che c'è la marca, è non so se sai, la Campbell, che è la marca che fa le zuppe ancora. Ecco, io infatti a mio zio gli ho detto, ma io lo so che c'è ancora quella zuppa lì. Le vedevi proprio, cioè buttavano, perché logicamente lì non è che c'erano immondizie o così, per terra era forte, perché vedevi tutte queste lattine e pensa a cosa mangiavano, perché avevano niente. Sì. E so che mio zio mi ha raccontato che la più grande, la cosa più preziosa che aveva questo mio bisnonno era un cavallo che si chiamava Bruno, che per lui il cavallo era la sua forza, perché col cavallo trainava gli strumenti, con il carro, col cavallo andava in città per poter vendere questo oro, perché alla fine lui lavorava per un'impresa all'inizio, poi dopo lavorava da solo, quindi doveva venderlo questo oro. E devo averti spedito la foto di lui tutto vestito a puntino, perché è andato anche dal fotografo e ha detto mi faccio una fare bella la foto. foto. Però
dalle foto si riesce a vedere il colore delle mani, cosa che mi ha stupito, erano nere, grigie, a forza perché scavavano senza guanti, alle volte anche con le mani, e li vedevi come nelle poche foto che abbiamo, come invecchiavano, proprio sempre di più, sempre di più. Cioè, per me è una cosa che prende tanto, perché deve aver avuto una forza, perché andare e venire penso che ci fossero 2 mesi di nave. Sicuramente, anche non è un viaggio molto bello, comodo, era un viaggio in barca di quei tempi. No, perché poi arrivavi a New York, facevi la famosa quarantena, poi da New Sì, York dovevi partire in cavallo e andare dall'altra parte dell'America, perché la California è tutta dall'altra parte. E sì. non so quanto ci abbiano messo. Cioè, io mi domando la forza che avevano tutte queste persone, perché vai allo sbaraglio con nessuno. Se parti, mi pare che mio nonno era partito con tipo 5 lire, era venuto in qua, cosa fai? Se non... No, e anche immagino, non so se ti ricordi di quando ti hanno raccontato, era venuto lui con altre persone o qui aveva trovato altri bellunesi in quella parte di Nevada che avevi raccontato, California? Sì, sì, lui era partito col fratello Vittorio e veniva a incontrare un cugino che si chiamava Beniamino. Poi qui ha trovato un altro cugino che si chiamava Teodoro, sempre Zannini. C'era un grande, penso che la gente Zannini, tra virgolette, perché c'erano 2 rami di Zannini, sia andata tanto verso la California, il Nevada. Perché sai che da Sovramonte tanti sono partiti e sono andati verso la Pennsylvania. Mm. Lì c'erano i minatori, no? Quindi un po' di cugini dalla parte della corte, dalla Ah, ma valle. che cognome Eh, noto! Sai che conosco qualcuno con quel cognome? Anche la mia famiglia dalla corte è partita da Servo, di Sovramonte a Feltre, quindi siamo vicini in quel senso. Sì, gente di tanta forza, di tanto lavoro, di tanta forza di volontà e determinazione anche per intraprendere quelle strade, quelle avventure con tanto di sacrificio, di lontananza in posti sconosciuti, come tante queste storie che raccontiamo qui in Ernestina della fine del mondo, per poter anche lo facciamo anche per poter ricordare quelle storie di immigrazione che hanno avuto tante successo, ma sempre tutte hanno avuto sacrificio, lavoro, solidarietà. Anche per quello anche ti chiedevo se avevano trovato i tuoi altri bellunesi lì, o magari, non so, altri italiani, altri veneti, in quella zona, perché beh, le migrazioni a catena sono sempre state presenti in quell'epoca, diciamo, delle migrazioni che, se non ricordo male, 1900 mi hai detto tu, Bisnono. Sì, sì, deve essere partito la prima volta verso il 1902. No, penso che loro partissero proprio in gruppi. Io adesso non ho capito se c'erano delle persone che da qua partivano per andare lì a prendere sta gente per lavorare, ma so che i suoi cugini famosi che sono venuti in qua si sono sposati con gente che era qui, con ragazze che erano qui italiane, che dopo Mm. la maggior parte ha fatto famiglie e è rimasto qui. Molti Quindi purtroppo sono sì, morti giovani. oh, mi dispiace, con quella vita di tanto lavoro sacrificato, anche come raccontavi di tuo bisnonno con le mani, che è molto commovente sinceramente. Adesso noi lo sentiamo e ci sembra impossibile o difficile da credere, ma succedeva spesso. Quindi tu hai parenti, immagino ancora lì negli Stati Uniti, che sono discendenti di quei parenti di tuo bisnonno, o sbaglio? Sì, infatti, perché io con questo fatto della pandemia ho detto, aspetta, che comincio a fare il mio albero genealogico, no? E io avevo questi dati, sai, messi là da mio nonno e Mhm. sono partita da questo famoso cugino che si chiamava Beniamino, che tutti mi dicevano che lui doveva andare, era stato... E sai che adesso ci sono Mhm. tanti siti che puoi trovare gli alberi genealogici che Ah ti sì? aiutano e Mhm. cominci, trovi una cosa, trovi un'altra cosa, trovi un'altra cosa e ti collegano. Poi io ho fatto anche il DNA, ho cercato di fare le cose del DNA, quindi Wow, tramite il DNA scopri che c'è tantissima gente che usa il DNA per trovare le sue radici. wow. E io ho trovato praticamente i discendenti di questo famoso cugino Beniamino, ho trovato un signore, un ragazzo, non so neanche come definirlo, che mi ha spiegato cosa era successo
a questo beniamino, che si era sposato, ha avuto 2 figli, e lui praticamente era la 4ª generazione. Ma Wow! la cosa favolosa è che riesci a metterti in contatto, no? Perché loro, questi siti ti dicono: ah, guarda, tu potresti essere imparentata con questa persona. Io mando messaggi, se mi rispondono, ok, però la maggior parte risponde. Insomma, quindi sono riuscita, guarda, ho trovato cugini dalla parte Zannini, dalla parte della California, ancora che sono in Nevada. Ho trovato gente, ti dico, in Pennsylvania, dalla parte di Zannini, dalla parte degli altri, anche qui vicino. Ho trovato gente in Argentina, perché poi i figli di questo Vittorio, che è stato qua con mio bisnonno, sono emigrati in Argentina. Guarda, ci devi invitare anche a chi ci seguono sui social e mettersi in contatto, così possiamo conoscere anche le loro storie di immigrazione. Sì, sì, guarda, un'altra cosa bellissima, ho trovato un ragazzo che è stato adottato e ha fatto il DNA per scoprire la sua famiglia, è nato in Argentina, è stato adottato da una famiglia della California e è risultato un mio 4º cugino. Non Quindi ti credo, ma guarda! Ci siamo anche parlati, mi ha detto: guarda, io sono contento perché non so chi sia mio papà. E io ho detto: beh, sicuro sei mio cugino, gli ho detto, era felicissimo. Wow, ma che forte, Michele, per favore! Sì, e adesso, guarda, si è trasferito in Nuova Zelanda, per dirti, anche lui. Però lui, sì, io ho detto: guarda, io non riusciamo, non avendo nessun altro che ha fatto il DNA, bisogna fare le ricerche incrociate, no? Però di sicuro è venuto fuori 3º, 4º cugino. Gli ho detto: allora, o sei figlio di uno di quei Zannini che è andato dalla parte dell'Argentina, o non si sa, però almeno lui sa di avere una famiglia. Gli ho spedito le foto del mio bisnonno, che ci Oh, ho che dato bello! Ma guarda questi nuovi incontri anche tramite delle nuove tecnologie, se mi permettete, tipo l'internet, questi siti, sinceramente molto interessante, che altrimenti non penso che quel ragazzo potrebbe conoscere quella cosa, sinceramente è molto interessante. E parlando giusto magari di famiglia, di tradizioni, anche la tua storia proprio di immigrazione è un po' particolare, perché quasi eri nata, se il tuo bisnonno restava negli Stati Uniti, tu eri nata lì, ma tuo bisnonno è tornato giusto a Servo e poi è iniziata la tua storia. Tu sei nata e sei vissuta lì e ti sei sposata e sei tornata un po', diciamo, ma tornata sì, perché per la prima volta è andata in America. La tua vita lì, adesso in America, negli Stati Uniti, no? Come sei in contatto magari con altri bellunesi, con altri tuoi parenti di quella parte della famiglia? Parentela sinceramente no, perché io sono sempre stata molto sola qui. Perché purtroppo mio marito lavora per una ditta dove fanno cantieri in tutti gli Stati Uniti, quindi io sono stata 6 mesi a Miami, mi sono trasferita 6 mesi qua a Boston, poi sono tornata in Florida, a West Palm Beach, ho fatto 4 anni a West Palm Beach, poi mi sono trasferita in Nebraska, ho fatto 1 anno e mezzo in Nebraska, poi mi sono trasferita in Ohio, un altro anno in Ohio, e dall'Ohio sono venuta qui, che ormai sono 5 anni, che qui c'è la sede principale della ditta, che è una italo-americana, quindi ci sono parecchi italiani che lavorano dentro su questa ditta, e c'è anche il testimone di nozze, che è il miglior amico del mio marito, che abita proprio in centro Boston, quindi ci vediamo spesso. Per noi lui è la famiglia, perché non abbiamo altro. E se tu non sai, ma gli americani hanno una cultura molto diversa degli italiani, che non Raccontaci, è, come la vedi tu? non è fondata sulla famiglia, sicuro. Qua la gente, noi sai italiani, mamme e nonne, siamo sempre insieme, cena, i pranzi, hai capito, guai a stare lontani. Anche qui in Argentina siamo in quel senso degni figli di italiani, quelli che siamo, no? Ma... Fai fatica ad andartene dalla famiglia, no? Fai tanta fatica. Sì, E sì. invece qui sono, io non so come spiegare, molto freddi, non è una brutta parola, però sai, una cosa che ho notato, fanno i figli e non aspettano altro che vadano all'università perché se ne vadano fuori di casa. In Italia le mamme se le tengono stretti i figli a casa, capito? Qui invece dopo sono usciti di casa e
non si tengono tanto in contatto. Mm. Vedo che manca tanto questa cultura della famiglia, e tanto mi ha fatto male a me, perché fai fatica anche a fare amicizia. Ti credo. Veramente. Io la maggior parte delle amicizie che ho purtroppo sono latine, perché le latini perché magari condividono quella parte della cultura della famiglia, di essere insieme, no? Una volta ti dico, lo vede tramite i film dove sì, certamente 18 anni uno come che si deve andare da casa, che al di là che non è una cattiva, è una buona cosa, è una realtà, ma come che sì, non hanno quella parte, quella essenza italiana della famiglia, della unità, no? Di essere tutti insieme, abbracciati. Quindi... Sì, no, infatti, qui, e ti dico, mio figlio gli manca tanto l'Italia. Noi andiamo, per tradizione, ogni estate le passiamo in Italia, e quest'anno con la storia del virus siamo tanto depressi per questa storia che non siamo potuti andare. E lui parla sempre, e lui a ogni persona che incontra gli dice: tu devi venire in Italia, perché quando scendi dall'aereo e respiri l'aria italiana è diversa, c'ha l'ossigeno, dice. Ma che bravo tuo figlio, sì, ma guarda che riflessione. Sì, e dopo sai che là nel bellunese abbiamo del buonissimo latte, che fa i gelati, e fanno il sì. formaggio, e lui è appassionato di questo formaggio e racconta a tutti perché il formaggio in Italia sa da formaggio, qui non sa da niente. Ma guarda! E come il gelato, come qualsiasi cosa, lui racconta con passione di questi cibi, perché alla fine l'America un'altra cosa che non ha è la passione per il cibo, perché qui mangiano di tutto, e mio Dio che cosa mangiano, e invece noi, sai, tra le lasagne, la pasta e la carne e il pesce, la fortuna è che io ho preso passione di cucinare. Ti stavo per chiedere su quello, no? Già che tu vivi in una famiglia bellunese, no? Come la vivi quella bellunesità, quella vita tua? Penso alla cucina, a qualche tradizione che vedo che vivi con tuo figlio, no? Come vivete quella parte della famiglia, della cultura bellunese? Ah, guarda, io sono forse l'unica della famiglia che ha la passione del cucinare, quindi ho cominciato, sai, quel classico, la lasagna, e la fai la pasta in casa. Mi sono comprata la macchina in Italia, per fare la pasta, me la sono portata qui. Poi ho comprato la macchina del pane e faccio il pane italiano e la pizza. Brava! Poi ci sono i dolci, sono specializzata nei crostoli, non so se sai cosa sono. Sì, Ecco. buonissimi! Allora, di solito si fanno a Carnevale, però qui non ci sono più stagioni, quindi ogni volta al mese io li faccio. Sai, era una cosa che facevo con la mia nonna quando ero piccola. Sai, una volta d'inverno cosa facevi? La nonna cucinava e tu aiutavi, no? Sì. Quindi ci faceva i ravioli fatti in casa, questi crostoli, e noi tutti insieme l'aiutavamo, no? Quindi qua praticamente facciamo la stessa cosa. Io con mio figlio, lui mi aiuta in pasta, cucina, ogni tanto fa la pizza. Bravo! Sì, E un'altra cosa è l'orto. Avete un orto a casa? Ho detto, sai, mia nonna mi ha insegnato le patate, i piselli, i pomodori e questo. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche quello, perché anche i prodotti della natura sono molto più buoni, no? Immagino anche tuo figlio contentissimo di poter vivere e respirare un po' di quell'aria italiana che sta mancando in questo momento. Parli la lingua con lui? Italiano? Sì, no, lui parla italiano e in inglese. Lui è cresciuto fino ai 4 anni, parlava solo italiano. Lui ha cominciato a parlare l'inglese andando alla preschool, all'asilo, no? E anche per lui, poverino, è stato difficile, perché i primi tempi lui ha cominciato a parlare tardi, e i primi tempi, sai, è stato difficile. Io più di tanto non potevo aiutarlo, perché il mio inglese purtroppo, sai, la grammatica è quella che è. Quindi ha cominciato la scuola con la maestra di sostegno, però adesso parla meglio l'inglese che l'italiano, quindi. Guarda, ma immagino, pensando a quello che mi hai raccontato, no? Mi ritornava un po' a quello che avranno sentito o vissuto
i figli di nostri migranti che dovevano abituarsi, che sebbene i bambini imparano più in fretta, hanno tutta un'altra elasticità mentale, ma comunque rimane difficile, no? Come simpatico, diciamo, in quel senso che tuo figlio abbia vissuto un po' quella storia che i tanti hanno vissuto, anche tanti bellunesi lì negli Stati Uniti. No, no, infatti io penso sempre a mio nonno, partito da servo, arrivare in California o in Nevada, nel mezzo del deserto, perché non è, cioè non è che hai una maestra che ti insegna, non hai nessuno, hai quelle 3-4 persone che sono venute con te che parlano italiano, e come sia riuscito a spiegarsi, come sia riuscito a... perché non c'erano i vocabolari come li usavo, no? Sì, E so che figurati. dopo la fine ci sono dei documenti dove c'è scritto che lui l'ha imparato l'inglese, perché logicamente, poverino, un po' lo parlava e qualche cosa lo scriveva anche. Quindi vuol dire che la tenacia una volta c'era. Io non Sì. so se erano i bellunesi che erano tenaci così, perché ci sono tanti italiani che sono immigrati qui, però la zona veneta, secondo me, è quella che si è più instaurata qui. Secondo me, almeno dalle mie poche ricerche. Logico, c'è anche del sud, ho incontrato tanti italiani del sud, però loro hanno un po' perso, non sono più tornati in Italia, sono rimasti qui e quindi tanti italiani di terza generazione non si ricordano neanche più di essere italiani, capito? Guarda. E io ogni volta che li incontro gli chiedo, ma parli italiano? No, sai, mia mamma non mi parlava. Io ho detto, perché non hai imparato, no? Ma sai, io ho detto, ma no, è una vergogna, perché poi mandi tuo figlio a scuola per imparare l'italiano quando potevano insegnartelo a te, no? Caspita. Capito? Lì dove vivi tu, che se non ricordo male, è Boston. Sei in contatto con altri italiani o non ci sono tanti? No, qua ti dirò che nella mia cittadina ci sono 2 o 3 famiglie che Ah, parlano italiano e ci sono tantissimi di terza generazione. Io nella mia stradina ho 3 vicini di casa che avevano i bisnonni italiani, guarda. quindi quelli della zona del sud. Però ce ne sono, guarda, tramite, sai, Facebook aiuta molto. Sì, sì. Tramite quello, per puro caso, ho trovato una famiglia che viene da Napoli, parlano tutti quanti l'italiano e si sono trasferiti una decina di anni fa, proprio vicino a me, saranno a 5 chilometri. Però, capito, non lo sai, finché non chiedi. Sì. C'è un'altra famiglia che la bambina è andata a scuola con mio figlio in seconda elementare, si è appena 5 anni anche lei trasferita qui, e tutti li vedi, si cercano. Gli italiani si cercano e cercano di stare insieme, quello sì. Ma che Cercano... interessante. Sì, si rivede un po' quella necessità di essere insieme, di essere in famiglia o con gli amici, no? Che hanno portato anche i nostri emigranti, che una delle cose che facevano quando emigravano erano creare di questi centri di assistenza, queste associazioni che anche queste famiglie, come le famiglie bellunesi che sono nel mondo, che non ricordo se c'era una famiglia bellunese a Boston o in qualche parte lì degli Stati Uniti, ma possiamo dopo controllare. Non mi ricordo in quel caso. Ma sì, si riunivano per poter essere insieme, darsi una mano, quella parte della solidarietà, della unione che avevano i nostri migranti italiani in generale, anche bellunesi certamente. Sì, no, infatti qui in America c'è un'organizzazione che si chiamano Song of Italy, i figli Mm. dell'Italia, che hanno creato queste associazioni e praticamente in quasi ogni città c'è questa associazione che fa tanta beneficenza, fa delle riunioni. So che per esempio a Natale fanno Babbo Natale, fanno la colazione con Babbo Natale, si cercano di portare avanti un po', però sai, è tutta gente, come tu hai detto, di seconda, terza generazione e perdono, perché sai, andare in Italia tutti gli anni non è da tutti, io sono fortunata, tanto fortunata, però c'è gente che ci va una volta nella vita, quindi ci vuole gente nuova che fa queste cose qui, se no si perderanno le cose. Ci vuole gente più come me e te che prende la passione Oh, grazie. e fa vedere alla gente, perché veramente io ne parlo con le mie sorelle, mio fratello in Italia, i miei zii, però vedo che loro non capiscono, vedono la mia passione, però
non capiscono, e lo so, finché non ci vivi non lo capisci. Se pensi che dalla mia famiglia, dopo quasi 15 anni che sono qua, non è ancora venuto nessuno a trovarmi, per vari motivi, sai, del lavoro, finanziari, e perché ci vogliono minimo 2 settimane, sai. Però è una cosa che ti manca, perché avere gente che ti viene a trovare quando sei qui è una festa, hai capito? Sì. È una festa tremenda. E mio figlio chiede sempre: "Mamma, c'è qualcuno che viene a trovarci?" Oh, Eh, amore. allora dall'Italia niente, però quando vengono colleghi di mio Mh-mh. marito e facciamo queste, perché ogni fine settimana noi abbiamo pranzi, cene, e per lui è come avere una famiglia, anche se sono di sangue, non sono nessuno, però avere qualcuno che viene dentro e parla italiano nella nostra casa è una festa, Guarda. insomma. Michela, c'è qualche altra storia che riguarda tuo bisnonno? Allora, c'è una storia interessante circa l'oro del mio bisnonno, perché primo bisogna dire che mio nonno era il famoso, lo dicevano, il cercatore d'oro, perché appunto aveva fatto fortuna, se si può dire, trovando questa sua migliore personale. E quando aveva trovato questo oro, lui ha deciso di fare un regalo a tutta la sua famiglia, alle sue sorelle e ai suoi fratelli, facendo fare dei gioielli. Aveva fatto dei ciondoli e degli anelli, portati in Italia. Purtroppo per motivi, penso sotto la guerra, sono stati persi, rubati. L'unico è rimasto un anello con incisa il nome di Manhattan, che era la città dove era lui, che col nome Zannini Mario di dietro. E quando è morto è rimasto al mio nonno, poi è passato al mio papà, che si chiamava Zannini Mario anche lui, e adesso è passato a mio fratello, che si chiama Zannini Claudio Mario, quindi, e lui ha dei figli che probabilmente passeranno anche lì, però è bello vedere che un piccolo oggetto va avanti di generazioni, perché le volte, sai, le case vengono vendute, le cose si perdono, però questa piccola cosa che viene dall'altro mondo rimane. Certamente, e anche frustrato da una terra nella quale adesso vivi tu, quindi dal cuore di Sì. quella terra. Sì, no, infatti io dirò che nella mia bucket list, non so come si dicono, Adesso dei sarà desideri, può darsi? esatto, è riuscire ad andare su questa zona e vederla, Certo, perché sì, un'altra storia strana, se vuoi che te la racconti, mio sì. marito col suo lavoro gira spesso per l'America e ha fatto un cantiere vicino a Manhattan. È riuscito ad andare su una cittadina vicino dove c'erano le miniere, mi ha fatto un sacco di foto, perché adesso sono tutte ghost town, sono città fantasmi. Ecco, non c'è Però, più, sì. però lui ha viaggiato in macchina per andare lì. Lui non l'ha mai conosciuto, non ha conosciuto mio nonno, però io gli ho raccontato tutte queste storie e ho detto: io sono qua, devo andare a vedere. Anche a fargli le foto dei sassi, però per me sono qualcosa di emozionante, hai capito? Un Certamente. posto, quindi ci arriverò. Quando ero piccola diceva: io andrò in America, nonno, e ci sono. Adesso dico: però Ci ci sei arriverò. arrivata, brava! Ci arriverò. Mi ero detta: arriverò anche a New York a vedere l'Ellis Island dove sbarcavano. Ci sono arrivata a settembre dell'anno scorso, quindi Stupendo! bisogna essere tenaci, penso. Veramente, vere parole. Anche io ti auguro di poter visitare e anche di chiamarci quando sei lì e anche di far vedere ai nostri amici che sentono Radio Via in Voce delle Dolomiti quella nuova parte della storia. Per favore, ti chiedo. Sì, no, guarda, adesso che entro dentro nella organizzazione, qualcosa riesco a fare. È una cosa Sì. che ti tiene, quando ti appassiona non ti lascia più. Ti capisco tanto, ti capisco. Parlando un po' di cose appassionanti e anche di storia, c'è qualche parola in dialetto bellunese, feltrino che ti ricordi per caso, che vuoi raccontarci? O che ti ricordi magari? Guarda, dalla parte di mia nonna diceva sempre: "Tosat, ste boni tosat". Oppure ci chiamava, invece di chiamarci per nome, ci chiamava Nano. Non so cosa intendeva. Nano era tipo tesoro, tipo, hai capito? Da Guarda, Quicks.
però le steboni eravamo in tanti, quindi dovevi stare in silenzio per calmarci un po' e così. Quello, state buone, che bello, sì, sì. sì, quello mi è rimasto molto impresso, insomma. Ah, che bello. Beh, sinceramente Michela, è stato un vero piacere parlare con te e anche conoscere la tua storia di migrazione, che è anche così simpatica, se mi permetti, un po' iniziata e finita con tuo bisnonno e poi riniziata da te in quella terra negli Stati Uniti. Approfittando già quello verso la fine, Michela, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo? Certo, io saluto tutti, mantenetemi in forma di questo periodo perché non è facile, e mi raccomando mantenere i contatti con la vostra famiglia, con l'Italia, in qualsiasi modo. Adesso tramite internet, tramite il computer, il telefono si può fare, e non dimenticate da dove venite, che è una cosa importante. Ecco, molto bello. Anche possiamo essere in contatto tramite Bellunesi nel mondo, quindi avvicinate Sì. all'associazione e anche alla Radio ABM dove sentirete questa bella intervista, quindi ti ringrazio nuovamente Michela e anch'io approfitto di inviare un saluto a tutti i bellunesi nel mondo e ci ritroveremo di sicuro in una nuova puntata con altri amici degli Stati Uniti e altre parti del mondo, quindi arrivederci amici vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.